Adesso siamo anche davanti al Senato, si sta votando il voto di fiducia al governo Conte, ma noi siamo qui per chiedere elezioni subito. Il popolo italiano deve tornare al voto, deve tornare a potersi esprimere e avere finalmente una maggioranza che sappia significativamente tutelare gli interessi dell'Italia e del popolo italiano. Stiamo assistendo a quella che reputiamo una conta vergognosa, non sappiamo bene come andrà a finire, ma in qualsiasi modo, se anche Conte dovesse avere la fiducia del palazzo, non avrà assolutamente la fiducia del popolo italiano che vuole mandarla a casa. Gioventù Nazionale è scesa in piazza qualche giorno fa, subito dopo le dimissioni dei ministri di Renzi. Oggi siamo in piazza davanti al Senato. Accompagniamo simbolicamente il Presidente Conte a rassegnare le proprie dimissioni al Quirinale dal Presidente della Repubblica. Chiediamo al Presidente della Repubblica finalmente di rispettare il volere del popolo italiano che vuole andare al voto ed avere un governo di patrioti. Avranno forse una maggioranza relativa in Senato, ma non hanno la maggioranza del Paese. Sono totalmente scollati da quelle che sono le esigenze del nostro popolo. Una generazione che è stata massacrata dal governo Conte. Soltanto l'1% dei fondi sono contenuti all'interno del recovery plan, il caos delle scuole, il ministro Azzolina è il peggior ministro dell'istruzione di sempre, niente a favore delle giovani generazioni. Il nostro grido si sentirà anche all'interno del palazzo, di questo ne siamo certi, elezioni subito.